Via dall'Italia, attraverso un percorso democratico che passi per un referendum sostenuto da 20.000 firme già consegnate al governatore Luca Zaia. Indipendenza Veneta punta dichiaratamente all'autonomia ed in 400 si sono riuniti a Treviso nel congresso fondativo in attesa del raduno di Susegana a metà giugno. Siamo in tanti, anche tante iscrizioni oggi. Già la maggioranza assoluta dei veneti, lo dimostrano i sondaggi, è a favore dell'indipendenza veneta. Ora si tratta di organizzare il consenso. Tutti i nostri diritti rivendicati dal popolo veneto, che abbiamo una storia dietro di 1100 anni. È giusto che i nostri figli abbiano la possibilità, come hanno avuto i nostri padri, di crescere ed avere uno Stato giusto. Se andate a domandare alle persone se vuoi l'indipendenza, sapete cosa chi vi risponde? Magari. Noi non chiediamo nulla, noi ci prendiamo. Senza aspettare Roma. Noi non ci riconosciamo più nella Lega perché è un movimento autonomista che ci ha fatto perdere 20-25 anni, andando a Roma a chiedere la carità. Ma l'invito è proprio ai leghisti, anzi ai lighisti. Io spero che attraverso questo fermento di indipendentismo loro si aggreghino ad un progetto unitario per l'indipendenza veneta, appunto. Un obiettivo imprescindibile, sottolinea il movimento, per il futuro dei veneti. Certamente vuole dire una vita nuova, una vita più consapevole e più fortunata che possa garantire ai nostri figli quei diritti che oggi, giorno dopo giorno, vediamo pregiudicati da una gestione folle da parte dello Stato italiano.